Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera Pizzolato e benvenuto. Buonasera a tutti. C'è il rinnovo di parecchi consigli regionali e da questo punto di vista, come sapete, c'è un dibattito molto acceso se prolungare a 3 mandati. Cioè, che cosa sta accadendo dentro il centrodestra veneto e un po' anche di riflesso nazionale? Pizzolato, la posizione di Prima il Veneto su questa questione? Non evito di parlare del centro-sinistra perché sinceramente, come è stato giustamente detto prima, persone che possano governare in questo momento sinceramente non le vedo e non capisco come abbiano fatto a riciclare questo personaggio che attualmente è la segretaria, non so nemmeno da dove sbuchi, se per caso conosca l'italiano o sappia quale possa essere effettivamente la vita politica in Italia. So che viene da un'altra parte, che è mezza Svizzera eccetera eccetera, per cui mi vergogno anche un po' come cittadino italiano sapere che questa comanda un partito italiano. Perdonate lo sfogo personale, ma effettivamente mettere un personaggio del genere a capo di quello che poteva essere il più grosso partito d'Italia è una cosa secondo me che è stata allucinante e brutale per questo partito che sta perdendo sinceramente pezzi da tutte le parti. È stata eletta col voto delle primarie e tra l'altro uno dei rari casi in cui il segretario viene eletto. Le primarie loro le conosco e le ho vissute in quanto il cognato era segretario del PD e le lamento bene, per carità di Dio, la tralasciamo completamente tutto quanto. Parliamo del centrodestra. Faccio una piccola analisi prima a livello nazionale, per cui poi verrà lo sfogo, diciamo, su quello che pensa un Veneto doc. 3 governi fa c'erano i 5 Stelle che governavano con la Lega. Sì. 2 governi fa c'era la sinistra che governava con Forza Italia e con la Lega. L'unica all'opposizione era la Meloni. In questo momento il centro-sinistra è tutta l'opposizione, governa il centrodestra. Mi sembra che come confusione, che come figura a livello nazionale nei confronti dell'Europa la stiamo facendo abbastanza, diciamo, pessima. Effettivamente il sindaco di Arcade ha appena toccato, breve parentesi, un punto giustissimo che certe volte noi tralasciamo proprio per l'ignoranza di cui parlavo prima a livello culturale, a livello politico, dove stiamo avvolgendo gli italiani in questa foschia, in questa cosa che non riusciamo mai a spiegare bene, dove le televisioni nazionali hanno fatto vedere dei dati e dei numeri che questo governo sta dando in questo momento a livello economico che non sono assolutamente veri. Ha ragione lui, il PIL precipitato, l'economia completamente precipitata, posti di lavoro che non vanno assolutamente bene, ne sono state dette di cotte e di crude a livello nazionale. Premesso questo, facciamo un'analisi su quello che può essere il terzo mandato o anche il Veneto, diciamo. Innanzitutto, io personalmente mi vergognerei di vivere solo ed esclusivamente di politica, sia a livello nazionale sia a livello veneto, dove ho conosciuto e li conosco perfettamente perché sono venuti anche con me a parlare e ho avuto dei rapporti personalissimi quando ero amministratore unico di Veneto Agricoltura, dove tanta gente a ogni rinnovo delle elezioni tremava non sapendo se poteva continuare a mantenere il sedere appoggiato su quella sedia e intervenivano per cercare di fare in maniera di capire come potevano andare a occupare altre sedie in quanto il lavoro che loro avrebbero dovuto fare non erano in grado di poterlo svolgere. Parlo del perito tecnico che non se la sentiva dopo aver fatto l'assessorato in regione andare a fare il perito tecnico, parlo dell'insegnante che non se la sentiva di tornare a insegnare dopo aver fatto l'assessore e il consigliere regionale che paga abbastanza bene, per cui li ho toccati con mano. Io dipendente di banca dove ho fatto solamente l'interruzione dei 4 anni come amministratore di Veneto Agricoltura, poi ritornato in banca per carità col mio grado, con tutto quello che è, che però logicamente capisci qual è il mondo del lavoro rispetto al mondo politico. Questa è gente che non ha mai conosciuto il mondo del lavoro ma che ha conosciuto solamente e esclusivamente il mondo politico, per cui vivono di politica, cosa assurda. Perché se una persona non è capace di allacciarsi i lacci delle scarpe o non ha mai sollevato una pietra, è assolutamente impreparato a poter gestire non politicamente potete mettere chi volete, ma economicamente una regione, una provincia, una città. Anche il sindaco di qualsiasi città sicuramente avrà fatto prima di fare il sindaco un qualche lavoro, un qualcosa che lo ha portato a contatto con quello che è la popolazione, ma non solamente i cittadini che vanno a parlare con lui. Premesso questo sfogo personale, secondo me un terzo, quarto mandato anche nel Veneto sarebbe una cosa che sinceramente se io fossi anche al posto del presidente Zaia non farei neanche, perché potrei anche dare adito andando avanti così a voci che non possano essere belle, perché 10 anni da vicepresidente, 20 anni da presidente, ma a un certo punto qualcuno potrebbe anche accorgersi che c'è qualcosa che non va. Non dimentichiamo che nelle regioni e nel Veneto, soprattutto in questo periodo abbastanza brutto, ci sono delle infiltrazioni, e tralascio il termine che volevo utilizzare, che provengono dal sud, che iniziano a pesare
tantissimo a livello economico, ma abbiamo visto anche in alcuni comuni a livello politico all'interno di alcuni comuni. Per cui io certe volte farei in maniera di poter liberare queste persone e fare in maniera che con qualche riciclo possiamo allontanare quello che potrebbe essere determinate problematiche, ma anche lasciare spazio agli altri per vedere se effettivamente un'altra persona è capace di governare oppure no. Dopotutto, dopo un paio di anni possiamo anche mandarli a casa, possiamo rinnovare con il voto quello che è la nostra preferenza, però monopolizzare completamente o fare in maniera che diventi una mini dittatura nel 2024 la gestione di una regione, la gestione di uno Stato, la gestione di un ente comincia a diventare una cosa un po' pesante, insomma. Certo. Pizzolato, lei ha sentito appunto le difficoltà che si stanno attraversando le famiglie. Ci sono effettivamente dei problemi, delle promesse che non sono state mantenute? Guardi, io mi ero preparato uno statino, uno scritto, direttore, proprio per leggerlo ai telespettatori, per far capire anche durante la conferenza stampa della Meloni quali sono stati gli errori importantissimi, non che ha fatto lei, perché non si può dare la colpa sempre solamente a una persona, premesso che uno ha detto è bravissima, eccetera, eccetera. Non capisco come una faccia essere bravissima, uno faccia non sia bravo, ma proprio perché questo governo ha fatto degli errori talmente madornali che certe volte io vorrei invitare, come ho detto prima, i telespettatori a essere meno ignoranti, ma non per offendere, ma per cercare di fare in maniera di informarsi un po' di più su quello che effettivamente il governo sta facendo o i loro candidati, la gente che è stata votata da loro, stanno effettivamente facendo, perché ce ne sono di tutti i colori. Allora, siamo partiti con il blocco navale che ha entusiasmato tutto quanto, quando, ripeto, a causa dell'ignoranza, non è per offendere la gente, tutti dovevano sapere che il blocco navale in Italia per fermare gli immigrati non si poteva fare, in quanto il blocco navale si può fare solo e esclusivamente quando sei in guerra con quel paese. Per cui tutti hanno votato il blocco navale per cercare di bloccare gli immigrati, non è mai avvenuta una cosa di questo genere, anzi abbiamo raddoppiato gli immigrati. Che poi sia stato un bene, sia stato un male, continuare a dire che vengono assunti perché devono andare a lavorare nelle fabbriche è una, scusate il termine, questo lo si può dire, una puttanata pazzesca, perché non abbiamo lavoro neanche per i nostri ragazzi che sono costretti a migrare. E ve lo dico io che ho i dati della Banca d'Italia e che ho i dati di quello che dicono effettivamente le banche, di com'è lo stato di salute in questo momento e soprattutto il grado di indebitamento nazionale che abbiamo, che non si può nemmeno più misurare. Allora, lo stato di salute in questo momento è questo. Noi abbiamo un 7 milioni di persone che sono sotto la soglia di povertà. Gente che arranca per cercare di vivere e che vive, mi dispiace dirlo certe volte, di nero e di espedienti. Abbiamo un 20 milioni di persone che sono persone che vacillano, certe volte non sanno come tirare avanti, hanno la moglie che certe volte fa un lavoro precario, un lavoro di pulizia delle scale, eccetera, eccetera, e cercano di arrancare per arrivare a fine mese. Abbiamo un altro 20 milioni di persone che stanno in maniera decente, ma non sono quelli che in questo momento alimentano l'economia, che una volta era quello che era chiamato il ceto medio, perché il ceto medio, io facevo parte del ceto medio, è un po' scomparso, è in difficoltà a causa delle accise, delle tasse che sono state messe e soprattutto di una cosa che prima è stata giustamente osservata. Sono 31 anni che non vengono messi, che non viene messo mano a quello che può essere un aumento normale di stipendio oppure un aumento della pensione, e questo il governo non può farlo, sono i datori di lavoro che possono farlo. Resta un 7 milioni di persone che sono quelle famose che fanno vedere per televisione, che sono lì pronte con gli sci per andare a fare la settimana bianca, che sono quelli che partono, che vanno all'estero, che sono quelli che fanno un mese di ferie, dove si parla di imprenditori, artigiani, commercianti, gente che sta bene, gente che proviene da famiglie agiate, e che sono quelli in teoria che fanno sempre girare la medesima economia. Quando vi fanno vedere per televisione quelle nazionali perché quelle locali, io le chiamo ancora locali come le vostre, direttore, dicono effettivamente molta più verità di quelle, è tutta una bagianata, è una cosa fatta per i creduloni che dicono mamma mia, quelli lì vanno in ferie, andiamo anche noi in ferie, perché solo quelli lì? Perché effettivamente quelli possono, perché quelli fanno parte di un ceto italiano che non scomparirà mai. È scomparso un po' alla volta il ceto medio, si sta impoverendo il ceto che era povero, sta diventando ancora più povero, e in banca noi certe volte abbiamo difficoltà proprio a causa delle regole europee e di tutto quello che l'Europa dice di fare l'Italia, di prestare i soldi. Raccontavo circa un mese fa che ero venuto qui che nel momento esatto in cui tu fai un affidamento a una persona, un prestito a una persona, prima guardavi la persona negli occhi, capivi com'era, la conoscevi, eri sotto casa, fai parte di una banca di credito cooperativo che conosci la popolazione, ti fidavi di questa persona, nel bene o nel male la pratica andava in porto. Adesso butti dentro i dati all'interno della macchina, se la macchina ti dice che quella persona lì che
che conosci da 40 anni, non merita il prestito, non merita di essere finanziata, lui resta per terra, non viene finanziato. E sa cosa succede, direttore? Che queste persone si rivolgono alle finanziarie o agli usurai, dove andranno a pagare fior di tasse, fior di interessi, e dove praticamente questa gente prima o dopo sballerà sicuramente. Lei, Pizzolato, sul bonus aveva un'esperienza, mi stava raccontando un'esperienza personale, o quasi personale, diciamo. Sì, un'esperienza personale, perché il cognato è un grosso imprenditore edile di questa zona, e un giorno appunto mi raccontava giustamente che lui il 110 ne aveva fatto solamente uno, era stato contentissimo di averlo finito in tempi brevi, perché non voleva assolutamente saperne, perché sapeva bene, aveva un bravo commercialista, un bravo geometra, sapeva perfettamente come andava a finire. Effettivamente aveva visto giusto, solo che lui dice che non ha anche voluto assolutamente rischiare per un unico motivo, come è stato fatto osservare adesso. I tondini che servono per fare le gabbie, parliamo terra a terra, il cemento, i mattoni, in questo periodo hanno raggiunto prezzi folli, ma non hanno raggiunto prezzi folli perché mancavano le materie prime, perché c'è la guerra in Ucraina, perché c'è la guerra di qua, perché mancava il gas e tutto quanto, proprio perché c'è stata gente che ha approfittato in questi momenti, in questi giorni, in questi mesi di questa tipologia di legge, e ha mandato alle stelle, cioè, quello che erano i prezzi normali. Comprare una casa adesso, al giorno d'oggi, io che faccio mutui in una banca, guardate che è una cosa folle. Noi chiediamo firme di garanzia ai genitori, perché i ragazzi, anche se qualche anno che lavorano, non possono permettersi a 1.200-1.400 euro al mese di pagare un mutuo. Come sono andate le tassazioni in questo momento a livello di mutui, come sono andati gli importi a livello di mutui, a causa dell'aumento dei tassi, per cui giustamente gli imprenditori devono fare le case, giustamente sono costretti a pagare questi folli importi per costruire la casa. Noi in più abbiamo caricato i mutui. Pensate voi come in questo momento, dall'anno prossimo, anche da quest'anno, potrà vedersi assolutamente, come diceva giustamente che mio cognato, un decadimento totale di quello che è il sistema edilizio nazionale, perché bisogna stare ben attenti. Prima avete intervistato, non mi ricordo più chi era, che diceva che c'erano 11.000 imprese nel Padovano in difficoltà, sì. Ma guardate che questi sono numeri da poco. Voi pensate a livello nazionale cosa potrebbe succedere se si inchioda il mondo dell'edilizia. Guardate che è un mondo super trainante, per cui se si inchioda quello veramente vediamo tanta gente a casa. Allora lì non so veramente come vada a finire. Lei come la vede con la sanità? Diciamo, sono gli altri bravi che stanno andando molto bene o siamo noi che stiamo retrocedendo? Siamo noi che stiamo peggiorando. Siamo noi che stiamo peggiorando perché negli ultimi 10 anni la mania politica della Regione Veneto di voler travasare tutto quello che era l'indotto pubblico nell'indotto privato, perché alla Regione era più conveniente, ha portato alla situazione in cui oggi noi ci troviamo. L'ho detto per la prima volta molto lentamente, perché io sono abituato a parlare velocemente, perché proprio questo è un passaggio che mi porto dentro da tantissimi anni, e le conseguenze si vedranno addirittura anche negli anni a venire, per cui ci sarà notevolmente un peggioramento. C'è stata gente che è scappata via dal pubblico proprio perché è incentivata a passare al privato, e dove la Regione Veneto attingeva tantissimo al privato, ma non sono più stati recuperati i posti di lavoro del pubblico, che non sono mai stati sostituiti dalle persone che andavano via. E effettivamente questo travaso ha fatto un buco, come è stato evidenziato nei telegiornali che voi trasmettete, nei telegiornali a livello nazionale, di medici, di infermieri, di personale sanitario che manca da tantissimi anni, dove non sono più stati fatti bandi, dove non sono stati più assunti, dove il Covid stesso ha dimostrato che la Regione Veneto non riusciva a far fronte a tutte le esigenze di cui avevamo bisogno all'interno di questa regione. Mi dispiace dire questa frase pesante, c'è stato qualcuno che si è pavoneggiato ogni giorno della situazione sanitaria, dell'entità bellissima del Veneto, invece non era assolutamente vero nulla. Avevamo infrastrutture che stavano cedendo, avevamo personale che stava cedendo, avevamo mancanza di personale, e effettivamente il dato che noi abbiamo in mano adesso, passare dal primo al secondo al terzo posto, giustamente come diceva Venturato, non importa assolutamente niente. Qui è nettamente migliore che non la Calabria, che non riesce nemmeno a mettere a fuoco il bilancio della sua sanità, senza ombra di dubbio questa cosa qui. Però stiamo notevolmente peggiorando, perché nel corso degli anni abbiamo voluto politicamente dare questo segnale e travasare tutto quello che avevamo di buono nel pubblico sul privato, senza mai sostituirlo. Direttore, io in banca ho, breve parentesi, le chiedo scusa dell'interruzione, clienti
che a causa dello stipendio percepito, della pensione molto bassa, hanno scelto negli ultimi anni di non curarsi più. Sì. Di non curarsi più. Che questo è veramente una cosa E gravissima. questa è una cosa incredibile in questo paese, soprattutto in questa regione. E Paolo Pizzolato, di Prima il Veneto. Buonanotte direttore, buonanotte a tutti gli spettatori. Grazie a Cosa lei. ne pensa dell'autonomia, Pizzolato? Come me o diverso? Guardi, purtroppo tutti questi giorni che sono segnati su questo calendario, che spero possano andare in porto, lasciano il tempo che trovo, lascia la persona molto demoralizzata, visto che io sono un combattente per questa cosa, e lascia sinceramente un pensiero che spero possa essere quello dei telespettatori, di non votare più certa gente che promette l'autonomia e che invece la sta portando avanti solamente per tirare avanti. È una dichiarazione di voto. Questa è una dichiarazione di voto, ma non siamo in par condicio, la possiamo fare. Un po' di cattiveria finale, diciamo, un po' di cattiveria, perché o ci si sveltisce o si manda a casa la gente, ragazzi. Non c'è altro sistema. Va bene, ne parleremo quando saremo chiamati alle urne.